Non deve pensare che io abbia chiusure mentali. Non ho assolutamente alcuna obiezione a che lei studi telepatia o parapsicologia a suo piacimento. Ma mi preme rimarcare il fatto che il nostro campo è talmente assediato che è solo un pericolo divagare verso qualsiasi forma di misticismo. Lo capisce? Noi dobbiamo rimanere all'interno dei più rigorosi confini scientifici. Si sente bene? Sì, però non sono d'accordo con lei. Perché dovremmo tracciare arbitrariamente un confine e così escludere degli interi ambiti di indagine? Per il semplice motivo che il mondo è pieno di nemici, sempre in cerca di qualche modo per screditarci. E nel momento in cui ci vedranno abbandonare la terraferma della teoria sessuale per sguazzare nel fango nero della superstizione, ci faranno a pezzi. Per quello che mi riguarda, solo sollevare questi argomenti è un suicidio professionale. Lei Sapevo deve... che sarebbe successo. Cosa? Sentivo che stava per succedere una cosa come questa. Avevo come un bruciore allo stomaco. Ma di che cosa sta parlando? È il riscaldamento. Il legno della libreria si è spaccato, tutto qua. No, è quello che noto come un fenomeno di esteriorizzazione catalitica. Un cosa? Un fenomeno di esteriorizzazione catalitica. Non diventi ridicolo. Il mio diaframma cominciava ad arroventarsi. Senta, lo so che... E le dico anche questo. Sta di nuovo per accadere. Cosa? Entro un minuto il fenomeno si ripeterà. Mio caro e giovane amico, è esattamente di queste cose che sto parlando. Mi deve promettere... Lo vede? Ma è solo... Non sta facendo sul serio. Ci sono tanti di quei misteri. Il cammino è ancora così La prego, lungo. dobbiamo stare ancora più attenti. Non possiamo darci a divagazioni in questi ambiti speculativi. Telepatia, il canto delle librerie, le fatine nascoste al buio in giardino. Non si può fare. Non si può fare.